Siamo ormai prossimi all'evento clou della stagione dell'ippodromo di Bologna, infatti il 2 giugno si correrà il Gran Premio della Repubblica e quest'anno, ricordiamo, si celebreranno anche i 90 anni dall'inaugurazione dell'ippodromo Arcoveggio. Sono con il vicepresidente Michele Canali. Michele, quest'anno abbiamo deciso di proporre un programma un po' diverso. Cominciamo dagli orari, ma soprattutto la cosa importante sono tutte le attività che faranno da cornice al prestigioso Gran Premio. Sì, esatto. Quest'anno abbiamo cercato di coniugare i due grandi eventi, il Gran Premio della Repubblica del 2 giugno e soprattutto i 90 anni dell'ippodromo Arcoveggio, dove venne fatta la prima corsa 90 anni fa. Diciamo che è un programma molto ricco, dove per la prima volta l'ippodromo Arcoveggio apre circa a mezzogiorno e chiuderà almeno dopo le 10, per cui è un arco di tempo lungo e ricco di eventi e manifestazioni. Si partirà con i bambini, con il discorso degli apicoltori che sono diciamo, in qualche modo assistiti sia dall'Università di Bologna che da Confagricoltura, e poi tutta una serie di eventi che coinvolgeranno sì i più piccoli ma anche le famiglie. Quindi ci sarà una manifestazione grafica di Boit, che è un'associazione che farà vedere Bologna dipinta dal mondo. Un'altra associazione che racconterà una storia molto toccante, e poi ci saranno i pony per i più piccoli, a una certa ora arriveranno i food truck, c'è anche un food truck chiamato Altre Terre perché offrirà un cibo etnico alternativo, per chiudere con una band, per cercare di far sì che le persone che vengono durante la giornata abbiano voglia di fermarsi nel nostro meraviglioso parco per condividere con noi questa giornata a cui teniamo molto. Bene, io ringrazio Michele Canali, vicepresidente di Ippogroup. Vi invito comunque a seguire i nostri canali perché nei prossimi giorni pubblicheremo il programma ufficiale della giornata, quindi seguiteci, e per oggi dall'ippodromo è tutto.